Disoccupazione mai vista così alta da 30 anni a questa parte in Italia. L'Istat diffonde gli ultimi dati e parla di livello record per il paese con un 12% di disoccupati. In Veneto la maglia nera aspetta a Venezia dove tocca la soglia del 9%, ma il dato si fa drammatico quando si guarda la disoccupazione giovanile che supera addirittura il 25%, la peggiore. Noi abbiamo avuto un aumento della cassa integrazione da gennaio a giugno del 33%, che sta pesando non solo su Porto Marghera, in cui sta pagando la parte più alta della crisi, ma su tutta la provincia. Tutto il sistema, quello della piccola e media impresa, è in ginocchio. 15.000 lavoratori persi dalla cassa edile, tra i 5 e i 6.000 i posti persi nel mondo del lavoro stagionale rispetto all'anno scorso, soprattutto lungo il litorale. Siamo ancora in mezzo a una crisi che non ha via di soluzione. Abbiamo perso nella nostra provincia 1.677 imprese che hanno cessato attività. Una situazione che vede in difficoltà anche quei casi come la Vilnis e i Beltrame, per le quali di fatto, pur essendoci possibilità di salvezza, non si riesce a mettere in piedi dei piani industriali. Il nostro tessuto produttivo, la nostra provincia, ha perso circa il 22% di quella che è la possibilità produttiva. Quindi abbiamo un problema di difendere il lavoro che c'è e dall'altra parte di costruire nuovo lavoro. Se il veneziano arranca non sta meglio il resto del Veneto che dal 2006 ad oggi 7 anni è passata dal 3 al 10% di disoccupati. La ricetta per il sindacato è semplice, ognuno deve fare la sua parte, la regione Veneto per prima. Serve anche uno sforzo da parte degli stessi imprenditori, delle stesse industrie venete, perché degli anni dell'accumulazione del boom non è che si è investito in innovazione e ricerca. Così come serve una politica regionale diversa, che riorienti la spesa, che faccia in modo e che premi chi crea lavoro.